Io già sento il ritorno, ma no, che macello. Cominciamo a volo, dai. Tacchi tocchi. Tiki tiki tacchi 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 tocchi tocchi tacchi 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 tocchi. Allora ci sono le parolacce. Allora, quindi finito questo, finita la sigla, io mi sposto di nuovo, vi chiedo il like a prescindere e vediamo se prima di tutto se mi sentite e se mi sentite bene e se sentite un ta-ta. Devo capire bene. Poi parliamo delle liste, facciamo un video sulle liste perché io qua sento Yusai e quindi dobbiamo capire. Allora, prima di tutto un saluto volantissimo, perché purtroppo chi ha visto il video ieri lo sa, oggi c'ho una serata molto importante e quindi ascolterò la partita in viaggio e poi magari andremo live da telefonino subito post partita, quindi ci salutiamo adesso qua. Allora, partiamo. Prima di tutto salutiamo Giacomo, Maurizio presente. Cosa ci vuoi chiedere, Giampiero? Adesso vi voglio chiedere anche a magari qualcuno che si guarda la live dopo e può lasciare un commento sotto questa storia delle liste Serie A, perché sto leggendo di Yusai probabile titolare oggi. Yusai non è nella lista Lazio, allora non valgono le liste. Moglie è tornato. No, I just want to ask you if Yusai is gonna play starter tonight. Lascia perdere. Quindi questa è la domanda che faccio agli addetti ai lavori, ai quelli della Lazio che stanno portando così, perché se Yusai può giocare anche Mario Rui. E non è che me lo aspetto, però è un tema che va messo sul piatto e che si poteva chiedere. Però tecnicamente voglio capire se funziona tutto. Caprile è un pararigori, bisogna pensare anche a questo. In gara secca Meret fece bene col Modena, senza dubbio. Infatti non sono sicuro, se non ci fosse questo, come si dice, questo andare di queste voci degli 11 cambi, ci poteva anche stare Meret totale. Se abbasso qua non sento il ritorno, già potrebbe essere una cosa. Allora, vedo c'è un clima sereno, mi fa piacere. Buonasera Carlo. Francesco, sì, questo è un altro microfono che però è USB, non è cavo, quindi voglio capire se... ma che cavo sto facendo? Voglio capire se si sente bene a distanza, se sto troppo vicino. Devo fare tutta una serie di prove per capire se poi, se non laggo, perché col computer diverso, la CPU sta lavorando pochissimo, però devo vedere bene. Buonasera, ti sentiamo bene, grazie Viviana, buonasera, sento bene Carlo. Giro, ciao, secco, poco riverbero, ok, secco già importante, poi il riverbero magari si può aggiustare, ma è già importante secco, si sente bene, prova sa, c'è un po' di delay, allora tu lo hai avvertito il delay, vediamo se adesso che ho abbassato il volume di ritorno, perché io posso abbassare il desktop, se abbasso il desktop così, adesso che... Vediamo se il delay... Devo fare queste prove. Mi dispiace, vi sto utilizzando come prove tecniche. Un like dal Madagascar. Ah, eppure questo mi aiuta, vedi? Mi aiuta a capire che devo ingrandire le finestre. Grazie Alberto. Dove sta? Aiuto, animazione. E questa la finestra? Sì, esatto, che devo mettere più grande. Devo ingrandire tantissimo. Già, ho fatto a volo, ma dopo lo devo rifare. Perfetto, grazie mille Alberto. Questa era fondamentale. Adesso se ne esce un'altra, aggiustiamo ancora meglio. Si sente bene, tutto ok, si sente benissimo. Perfect lip sync, ok. Sono più luminoso. Questo pure è un'altra cosa importante,
perché la camera è collegata diversamente. Audio perfetto, benissimo. Nei corridoi del Plaza Hotel incontrerai anche te Donald Trump? Will we meet Donald Trump in the Plaza Hotel? Non lo posso dire. Tell me. You gotta cut my hair. Yeah, I'm You're gonna get your hair on my face. I have to do my makeup. Like, this is not right. We gotta do this. I'm testing the new system, so it's important. Vedi, signora, le finestre. Ok, in questo momento si vede abbastanza bene. Possiamo spostare così. È abbastanza chiaro. Ecco, se lasciamo così dovrebbe funzionare bene. Alberto, ti ringrazio tantissimo, che è già importante. Babi, literally 5 minutes. Don't look at me like that. I need every 5 minutes. Yeah, every 5, no, it's basically fun. Allora, fammi vedere qua. Arriva prima audio e poi immagine. Questo è pure importante. Lip sync un poco in ritardo. Benissimo. Si sente a livello accettato. Audio is perfect. Buonasera. Si vede, grazie Nicola. Buonasera, live prepartita improvvisa, live tattico, ok. Quindi prima arriva l'audio. Questo è un ritardo che si può fare, che possiamo mettere l'audio un po' in ritardo. No delay for me, un leggero aumento questa distanza, non lo so, si sente bene. Giusto per sfizio, per capire come te la vedi la partita, si vede la Mediaset dall'estero? No, sempre Paramount. Paramount copre anche la Coppa Italia, quindi siamo tranquilli. Vieni a Natale? Purtroppo no, Rossana, sto sistemando delle cose, appena le sistemo lo saprete e beh. Sto microfono passo alla SMR, no, non credo, però se si sente bene questo è importante. Leggero delay, grazie. Stasera ci sono i supplementari. No, stasera niente supplementari. In caso di pareggio si va direttamente ai rigori. Quanto sei bella, che bella voce. Fuerteventura dalle Canarias. Grazie Lorenzo. Sarebbe stato divertente Mario Rui contro Yusai. Ovviamente è impossibile. È un tema, caro Marco, perché se Yusai si trova ad affrontare nei res Hong Kong, perché molte formazioni, vedi, posso fare una cosa, per esempio, vedere se funziona, con un'analisi tattica, io mi sposto e c'è anche la cosa delle formazioni, e si vede. Mandas, in porta Lazzari, Patrick, Gigo, Yusai, Rovella, Dele Bashiro, quindi non Castellanos, Ciaunà, Pedro, Zaccagni, Noslin. Così la portano. Se gioca Yusai che non è in lista, in teoria potrebbe essere convocabile Mario Rui. Caprile, Di Lorenzo loro porta, Rafa Marino, Buongiorno, Spinazzola, Foloruncio, Gilmour, McTominay, Ngong, Simeone, Neres. Quindi gente che fa le formazioni che non sono specificamente del Napoli, questo è tutto campo.it, portano Di Lorenzo, portano Buongiorno, portano McTominay e invece di portare proprio tutti gli 11. Quindi è importante, è sfizioso ed è importante capire. Mi aspetto una bella prestazione di Foloruncio, dato che era molto vicino alla Lazio. Lei, Luis, ti devi guardare al video di ieri. È obbligatorio che ti vai a guardare il video di ieri. Per quanto riguarda Marini, non so quando essere giudicabile se gioca con JJ. È esattamente quello che dico nel video di ieri. Tra l'altro si parla, Conte ha bocciato Rafa Marin, vuole un altro, vuole comprare un altro. Rafa Marin prima di tutto non occupa posti in lista, quindi se vai via con Rafa Marin può venire solo un giovane, quindi se deve entrare un altro deve uscire Juan Jesus. Teniamo presente questa cosa qua. E poi non lo ha convinto, lo boccia, lo metti in campo e allora vuoi perdere, non è possibile. Ciao Davide, signora alle finestre, si vede, prego, grazie mille. Da Napoli confermo tutto ok, parli benissimo in inglese. Io abito a New York, caro Cal Erba, se non parlavo in inglese diventava difficile. Ciao, che poi il Napoli usa la Coppa Italia per testare la squadra B, vuoi vedere che tu non puoi usare la community per testare il nuovo sistema? Esattamente. Si può vedere in Canada su Fubo? Credo di sì. Fubo TV di solito copre questi eventi. Non senti più i rumori? Che stai a dire? Si sente, si vede benissimo. Si vede che upgrade. E ho spostato tutto sull'altro computer, però ci sono delle cose che non posso ancora fare. In via di registrazione devo ancora utilizzare l'altro sistema, però devo capire bene. Questo mi serve, me la devo rivedere per capire dove devo aggiustare. Il microfono si sente meglio quando vicino, chiaramente, perché possiamo anche avvicinarlo un pochino, però non voglio nemmeno disturbarvi. Che sorpresa la live. Lazio 0, Napoli 3, tripletta di Ngonghe. Salve a tutti, ma quanto è bello Riali. Passo al volo per salutarti. La fanno vedere in chiaro. Qualcuno ha detto Mediaset, credo. Vinciamo alla grande.
Chi so cat, se devi solo fare una cosa di tipo, magari in Brasile qualcuno lo vuole, oppure rescissione del contratto, è l'unica cosa che sta alla fine della carriera. Giocate il 2 fisso, quotato a 2,90, speriamo bene. Un saluto d'autore del Greco. Opinione su un mondiale per club, torneo estivo, futuro grande evento in stile Champions. Lo vedremo. Al momento mi sembra un torneo estivo, pare che aprano anche una sessione di mercato speciale durante, proprio lo anticipano il mercato e poi lo riaprono, proprio per dare la possibilità alle squadre di fare dei movimenti. Secondo me verrà un pochino utilizzata come prepartita, come pre-season, non credo che vedremo grandi lotte per conquistare il trofeo, ma lo vedremo sicuramente. Mi pare che ci sia un tot di possibili sostituzioni, 3 o 5 in caso di infortuni e altre situazioni. Sì, ma devono essere situazioni poi speciali. Non credo che hanno reintegrato Yusai se stiamo parlando di Yusai, togliendone un altro, tu puoi sostituire. La Lazio sicuramente non ha fatto questo. Se parli tu poi della situazione di Marin, là lui non occupa un posto, di conseguenza tu puoi sostituire per situazioni speciali, ma non è quello il caso. La qualità è di un altro livello, questo è importante. Appena entrato come farai solo il prepartita, anche partita in corso no, devo andare a suonare, ci sarà una live improvvisa da telefonino post partita, per me dopo l'eliminazione della finale dobbiamo approfittare ancora di più della Coppa Italia. Questo è un tema, caro Domenico, perché la Fiorentina ha utilizzato praticamente tutti i titolari ed è uscita lo stesso. L'Empoli ha fatto un po' di turnover in realtà e sono passati loro ai rigori. Attenzione, alle volte tu pensi vado con i titolari, vado sicuro perché ci tengo, e comunque si può steccare la partita. Che ne pensi di Fiorentina-Empoli? È proprio quello che ti ho appena detto, che bellezza. Ma quanto sarà bello se Kvara decidesse magari di tornare a Napoli? Lo so che prima o poi se ne andrà, lo so, e vedremo, Dario, vedremo sulla questione Kvara. Non voglio mettere ancora a bocca. Ho fatto un test su Football Manager, di base il gioco molto fedele alle regole in realtà, infatti Mario lui me lo fa usare in Coppa seppur fuori lista. ADL nel gioco si ritira nel 2015. Incredibile, il finale. Però interessante, vedi? Forse abbiamo avuto la risposta, cioè che le liste non si utilizzano cioè non ci sono restrizioni di liste per la Coppa Italia. Avevano infortuni la Lazio, sicuramente, però l'infortunio, ti ripeto, devi poi sostituire uno, cioè se è un infortunio lungo, tu puoi pensare di sostituire, per esempio vogliono sostituire Bremer, non torna, e allora tu sostituisci Bremer con un altro, ma un infortunio breve dove poi lo vuoi reintegrare dopo, a quel punto non si può più fare. Che bello giocare in settimana, veramente. Togli un giovane spagnolo, metti un giovane spagnolo, cubarsi punti. Sì, parlavo di Yusai. Allora ragazzi, grazie mille per tutte le vostre il vostro aiuto. Mi fanno segno alla Mazzarri, che così, tra l'altro Mazzarri sta pure qua. Se uno poi vede la cosa, puff, sta Mazzarrino là che ci controlla e ci protegge. Vi abbraccio e vi bacio. Vi chiedo dei like, vedete? Dei like finali così. Grazie per il test. Vi abbraccio fortissimo e posso anche sentire la live, il finale così, guarda. La sigla. Hello? La sigla. What? The outro. A posto. Qui abbiamo finito. Esatto, abbiamo finito. Bravissimi, bravissimi. Un abbraccio a tutti. Non si sente. Oi? Allora questo devo risolvere. Questo pure devo risolvere. Benissimo. Grazie a tutti.